La Regione Veneto destina 7 milioni di euro alle imprese del turismo che intendano ammodernarsi verso la transizione digitale, uno sviluppo tecnologico o che vogliano facilitare l'accessibilità. Il 70% del contributo erogato sarà a fondo perduto. Sono ammesse le strutture ricettive alberghiere, quelle all'aperto, quelle complementari e quelle in ambienti naturali e gli interventi ammissibili riguarderanno la riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse per l'utilizzo di fonti energetiche alternative e per l'ammodernamento strutturale e tecnologico diretti a una sostenibilità ambientale. Rientreranno tra gli interventi ammissibili quelli che prevedano strumenti tecnologici, hardware e software, cyber security, intelligenza artificiale, machine learning, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività, domotica o ancora per migliorare e garantire l'accessibilità alle persone con disabilità. Il contributo è a fondo perduto del 70% sulla spesa ammissibile, IVA inclusa, per la realizzazione del progetto che deve andare da una spesa minima ammissibile di 50.000 euro, con un contributo quindi di 35.000, a una spesa massima di 170.000 euro, con un contributo massimo di 119.000. La domanda deve essere presentata entro le ore 17 dell'11 luglio prossimo. Per qualsiasi altra delucidazione, chiarimento o altro, consigliamo di rivolgersi a Confesercenti a Sottomarina. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.